ore 11:46. L'era Antonio Conte Napoli è iniziata. Guarda quanto è bello! Lo Juventino più bello ce l'abbiamo noi. Signori, buongiorno. Questo è un buongiornissimo. Benvenuti sul canale di Neapolis 1926. Per prima cosa iscriviti al canale, è gratis, è ufficiale. È ufficiale, la SSC Napoli inizia una nuova storia, inizia un nuovo capitolo. Eccolo qui l'account Facebook del Napoli che ufficializza l'arrivo di Antonio Conte. E forse l'immagine più bella è il tweet. Benvenuto Antonio. E signori, io nella convulsione generale dell'annuncio mi sarei baciato prima Manna, poi Conte e ci si chiamata una Solangan pure a Lombardo, sinceramente, proprio così, signori. E mo aspettiamo le prime dichiarazioni di Antonio. Ora aspettiamo le prime dichiarazioni di Antonio Conte. Signori, e qui parte alla grande, si parte alla grande. Oggi mercoledì 5 giugno si parte alla stragrande. Conte è il nuovo allenatore del Napoli. Io ancora non ci posso credere. Posso dire una cosa? Vado un po' controcorrente e dico grazie a Aurelio De Laurentiis. Posso dirlo? Grazie presidente, perché forse per la prima volta nella storia hai dato ascolto ai tifosi. Hai dato ascolto ai tifosi che ti chiedevano a gran voce l'arrivo di Antonio Conte e non un allenatore qualunque. Quindi grazie Aurelio. Ora però parte il momento di dire quest'anno lottiamo per lo scudetto. Ora voglio un calciomercato all'Antonio Conte, un calciomercato bello e cazzuto. Voglio un calciomercato che sia ignorante. Ci sono grossissime novità per quanto riguarda Kvara. Ragazzi, Manna sta facendo un lavoro egregio, sta facendo un lavoro incredibile. Quando sembrava che Conte non dovesse più venire al Napoli, ma dovesse andare in Premier League, doveva andare al Milan, Manna alza il telefono, fa: bello, ma cosa vai a fare a Milano? C'è la nebbia, vieni qua, solo Maro, mandolino. Ma poi chi cazzo ha mai visto sto mandolino? Io lo mando a voi di Napoli, ma un mandolino avete mai visto, no? Perché questi luoghi comuni, mandolini, chi cazzo ha mai visto mandolino? Comunque, ragazzi, io sono euforico. Oggi facciamo la live. Oggi alle ore 3 live. Ci vediamo in live alle ore 15 perché dobbiamo parlare di Antonio Conte al Napoli, grosse novità di calciomercato. Poi alle ore 18 ci saranno i consigli e aggiornamenti di calciomercato. Però ore 15, anzi alle 2:40, 2:45 ci sarà la live perché dobbiamo parlare di Antonio Conte al Napoli. Madonna mia, io ancora non ci credo. Antonio Conte al Napoli, Conte al Napoli è ufficiale, mamma mia. Voglio leggere il comunicato. Io vorrei dire a a Criscitiello, a tutti quelli pseudo giornalisti napoletani. Conte al Napoli non verrà mai. Quei mezze lote del nord, del giornalismo italiano del nord Italia. Conte al Napoli che ci va a fare? Va a Milano. Conte ha preferito il Napoli perché non aveva opzioni. Stateci, ci dovete stare, ci dovete subire, quest'anno dovete accusare. Io spero che Conte in conferenza stampa vi mandi a fanculo tante quelle volte. Madonna mia, guarda quanto è bello, Antonio Conte, il juventino più simpatico della storia. Ragazzi, io non ho parole. Voglio andare un attimo sulla pagina del Napoli, madonna mia. Ora se ne esce Raffaele Aurem, Alvino! Ma tu che dicevi che Conte non era il nuovo allenatore del Napoli? Che fine hai fatto? Caro Carlo Alvino? Voglio leggere il comunicato ufficiale. Perché lo voglio leggere. sscnapoli.it. Allora, accetta tutti i cookie, non ce ne frega niente. Allora, eccolo qui il comunicato ufficiale. SSC Napoli dà il benvenuto ad Antonio Conte che assume l'incarico di allenatore della prima squadra avendo siglato un contratto che lo legherà al club fino al giugno del 2023. Sono orgoglioso che il nuovo allenatore del Napoli sia Antonio Conte. Antonio è un top coach, un leader con il quale certo che potrà partire quella rifondazione necessaria dopo la conclusione del ciclo che ci ha portato a vincere lo scudetto lo scorso anno, dopo molte stagioni ai vertici del calcio italiano. Oggi si apre un nuovo importante capitolo della storia del Napoli, afferma il presidente Aurelio De Laurentiis. Il Napoli è una piazza di importanza globale
felice ed emozionato all'idea di sedermi sulla panchina azzurra. Posso promettere certamente una cosa, farò il massimo per la crescita della squadra e della società. Il mio impegno insieme a quello del mio staff sarà totale, ha dichiarato Antonio Conte. Conte, ci siamo risparmiati Pioli, italiano, ci siamo risparmiati sta gente qua, grazie signore, grazie signore, grazie. Finalmente Aurelio ha dato ascolto ai tifosi, io De Laurentiis però vengono, poi chi si dice, io chi si c'era 8 milioni, se chi se non mi fa vincere lo scudetto. Aurelio, se Aurelio ci manda un IBAN, noi gli compriamo un vestito nuovo, un vestito e una camicia nuova, perché tiene sempre stessi IBAN in cuore. Guardate, orgoglioso, è pure orgoglioso, è ufficiale. Conte nuovo allenatore del Napoli, fatemi sapere qui sotto nei commenti. Sento i fegati che scoppiano, pum pum pum, e i giornalisti, pum pum pum, Conte!